Benvenuti in questa recensione della Friuli. Eccoci qui, Old Friuli. Allora, prima di tutto, sesto episodio della All Friuli della nuova stagione, andremo a recensirlo. Iniziamo. Intanto vi voglio dire subito che non sono a casa, non sono neanche in Italia perché sono in Ungheria. Sì, sto facendo questa recensione in Ungheria per affari, cazzi miei, andare a puttana. Quindi ecco, sì, sono in Ungheria e insomma faccio questa recensione in Ungheria. Allora, la puntata della All Friuli si apre con Happy Farming, Happy Paolo che fa i suoi lavori, fa la sua trinciatura, old style proprio, e quindi insomma si apre un po' così, no? Poi parla con Leslie, litiga un po' con Leslie, sapete come Leslie che provoca sempre, che cerca di provocare sempre una reazione, Leslie, e ci riesce con Paolo che lo ha minacciato, guarda che se non ti metti la testa a posto ti licenzio perché sei fortunato a lavorare qua. E poi è sempre di una lentezza, sempre di una lentezza. Poi le gomme si sono immerse pure nel fango, una roba. Però insomma, finisce bene quel che finisce bene. Prossima live che farà Happy Farming, la prossima diretta, io spero di esserci, non so se ci sarò, ma spero, insomma, spero di sì. Comunque nella prossima diretta che farà, sicuramente farà un sacco di, penso, andrà a trinciare di nuovo, anche perché c'è un gran campo da trinciare. In più ha detto anche che ha simulato un mese nel gioco, è a settembre adesso, quindi credo che possa aiutare questo, credo sia un fattore in più. E niente, insomma, sicuramente un momento, ma cos'è questa musica? Jobban szalad éhen, mint jó lapja. Én magam is ehhez vagyok szokva. Szeretem a más asszonyát, lova. Che? Cosa è successo? Ha bevuto troppo? Eh, qualcuno può chiamare l'ambulanza gentilmente? Cazzo, ma sul serio, chiamiamo un'ambulanza perché questo è qui da quanto? 4 anni? L'ultima volta che eravamo in Ungheria, scusami, pure era qui, stessi vestiti. Morto non è perché altrimenti sarebbe tutto, insomma, puzzerebbe, sarebbe tutto pieno di mosche, sarebbe uno scheletro ormai. Morto non è. Questo qui, che cazzo fa? Si ubriaca e cade sempre nello stesso posto, cazzo, cioè, è assurda questa cosa. E poi gli stessi proprietari, la stessa cazzo di musica. Mi scusi, lei mi sa dire esattamente che cazzo c'è scritto qui e come si chiama questo posto dell'Ungheria? Taliban svață inichietată jocbor se cave șofoiute stacca con presciocare. Ok, ok, tutto molto chiaro, tutto molto chiaro. No, più che altro io prima ho detto che ero qui per andare a puttane, in realtà non sono in Ungheria per andare a puttane, ma sono qui per cercare Ludmilla, perché, cioè, cazzo, uno può dire, ah, vabbè, magari a Chernobyl, però sai, Chernobyl io non ci voglio, mi spavento, ci sono le radiazioni, invece qui è più sicuro. Chiedo a lei, che fa il macellaio, lei magari può dare una mano, può aiutare. Lei per caso ha visto Ludmillo, che sarebbe un uomo molto imponente, molto alto, molto grosso, viene dall'Ucraina. Lei l'ha visto per caso? Se mi può dare una mano, perché io veramente non so più a che santo rivolgermi. Che cazzo vuoi? E che cazzo mi frega a me? Ha ragione, signor macellaio Borat, non volevo disturbarla. Continui pure a scortare i maiali. C'è una bella figa lì. Magari potrei chiedere a lei, è una bella signorina, magari mi può dare qualche indicazione, magari ha visto Ludmillo, magari non lo so, se l'ha visto da qualche parte, vediamo. Mi scusi, signorina, ha per caso visto Ludmillo e se per caso volesse andare a cena con me, le posso dare il mio numero? Che cazzo vuoi? Non mi rompere il coglione! Non mi rompere il coglione, vai via!
Come non detto, tanto aveva pure la fronte larga, che ci si può parcheggiare un cazzo di tir, tanto ma sì, chi se ne frega. Chi se ne frega, chi se ne frega. Continuiamo a cercare pure, continuiamo a cercare. Dove cazzo sono ora? Sono di nuovo in Friuli? Ma, 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 ma che cazzo? Lei, vecchio o vecchia, non so, aspetta, fammi vedere. Mi darebbe un passaggio? Signora, io non ho tempo da perdere. Un passaggio, cioè, no, allora facciamo così. Se lei mi dice se ha visto Ludmillo, le do un passaggio. Tanto fino a dove sto passaggio? Fino in Texas. Se, ciao, chieda a Walker Texas Ranger perché io in Texas non ho l'energia. Vabbè che tanto mi sono teletrasportato a Cairo in Ungheria, sono arrivato qua in Friuli, però cazzo. Però mi sa tanto che qualcuno mi ha teletrasportato perché non vuole che io trovi Ludmillo, perché Ludmillo magari era in Ungheria, anche se non credo perché qua nessuno mi dava indicazioni, non c'era nessun indizio, io ho provato così a caso, per disperazione. Disperazione, giusto l'ho detto, non so neanche. Cioè, sta situazione mi sta talmente stressando di Ludmillo che Madonna non riesco a stare tranquillo, non riesco neanche a formulare una frase in modo corretto. Dobbiamo ritrovare Ludmillo. Dobbiamo ritrovare Ludmillo. Assolutamente, dobbiamo ritrovare Ludmillo. Aspetta, c'è uno che sta giocando a CSGO che magari può darmi una mano perché io ho sentito una ricerca che qui chi gioca a CSGO lì come Go, come cazzo si chiama, è intelligente e mi sa dare delle richieste. Senti, mi puoi dare un aiuto? Sai per caso dove è Ludmilo? Penso che lo conosci lui. A Ludmilo, se sei qua magari lo conosci, dimmi. Vabbè, qua nessuno mi sa dare una risposta. O nascondono tutti qualcosa, perché qua bisogna capire dove cazzo è Ludmillo. Basta, basta. Prendo il telefono. Lui non ha il mio numero, però Paolo mi ha dato il suo numero, mi ha dato il numero di Ludmillo. Adesso proveremo a chiamarlo, perché magari non risponde a Paolo perché è incazzato con Paolo. E allora magari se vede un numero sconosciuto, vabbè che non si risponde di solito ai numeri sconosciuti, però sapete, uno dice a questo punto tentar non nuoce. Tu, 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 tu. Messaggio di segreteria telefonica, si prega di chiamare questo numero. Ah, vaffanculo. Vabbè, niente, purtroppo, no, aspetta, riprovo. No, io non mi arrendo, perché se vede che io lo sfinisco. Questa essere segreteria telefonica di Vladimiro. Cazzo, ho sbagliato numero, non Vladimiro. Cazzo, dovevo chiamare Ludmillo. Dovevo chiamare Ludmillo, non Vladimiro, che è il marito di Rosaria che se mi vede mi fa un culo così. Cazzo, cazzo. Oddio, Vladimiro, ma sei qui? Eh sì che sono qui, porca di quella puttana troia. Io avrei finito di menare Rosario, cioè Rosaria, non so neanche che cazzo. Tu volevi trovare Ludmilla oppure io volevo trovare Ludmilla, porca di quella madonna troia. Adesso devo andare lì, trovare Ludmillo, cazzo. Perché ascolterà sicuramente le mie parole lui. Andiamo a trovare Ludmillo, cazzo. E se non lo troverà Paolo, lo troverò io. Io andrò in Chernobyl, cazzo. Ah, andrai a Chernobyl. Va bene, Vladimiro, grazie. Almeno qualcuno che prende una posizione qui. Ma cosa dirai a Rosaria? Oh, cioè, Rosario. Cazzo me ne frega di Rosario, scopatela tu. No, 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 ma che cazzo dici? Ma che cazzo se la vuole scopare? No, no, no. Vabbè, finisce bene quel che finisce bene. Speriamo di ritrovare Ludmillo.